Amici bellini, è stato un martedì pazzesco. Oggi, buon martedì, vi devo presentare una persona. Vieni, non ti preoccupare, vieni. Ah, io penso che me la già mettere un gol. Me la devo mettere addosso perché sì, l'Italia è tutto a posto, ma questo signore qua. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. No amici, io devo tributare, devo fare il mio tributo a un centrocampista incredibile. Lo portiamo in braccio, ma 57 milioni, un affarone. Non lo so, sono quelle offerte irrinunciabili sicuramente, ma glielo portiamo in braccio, non credo, non si dovrebbe dire mai. Pasquale Silvestre, benvenuto, immagino ci saranno persone nuove perché magari vi siete iscritti al canale dopo la reaction dei rigori. Io sono Valerio Fluido da New York, indosso la maglietta dell'Italia ma la cambio immediatamente, 1 e 2. Per forza, la metto anche volutamente al contrario perché si deve leggere questo nome fino alla fine dei tempi, signori miei, perché quel rigore era pesantissimo, mamma mia com'era pesante, straordinario. Ma andiamo per ordine perché questa partita secondo me merita un piccolo approfondimento tattico e non è così che si fa, maledizione. Allora, non andate in confusione, in grigia sono quelli che sono entrati successivamente. Diciamo le cose come stanno. La Spagna ci ha palleggiato in faccia per 120 minuti, non ci hanno dato modo di impostare un'azione che fosse una. Abbiamo giocato di contropiede, abbiamo giocato all'italiana vecchia maniera senza alcun dubbio, e io la tirata di orecchie a Mancini la devo fare, perché se è tutto merito di Mancini quando i giocatori giocano bene, Mancini si dovrà prendere la responsabilità quando il pallone non lo vediamo proprio. Dobbiamo essere onesti e magnanimi, longobardi. Quando, insomma, dispiace, veramente dispiace, siamo contentissimi di essere passati, ma vi immaginate che tragedia se loro avessero indovinato un paio di quelle occasioni pericolose che hanno fatto e l'Italia usciva snaturandosi completamente dopo aver dimostrato il miglior calcio d'Europa, dopo aver dimostrato di prendersi il pallone, di attaccare sempre, di fare proposizione di gioco. Veramente è stata una partita di una sofferenza incredibile. Loro ci hanno fatto girare a vuoto, e dobbiamo dirlo. Grande possesso palla, grande giro palla, tutti palleggiatori fini, dicitori del pallone, e noi non l'abbiamo vista mai. Poi possiamo andare nello specifico anche in alcune scelte di Mancini. Donnarumma bene, comunque è stato sollecitato ed è sembrato sicuro, un paio di uscite così e così, ma bene. Di Lorenzo ha fatto un partitone difensivamente, bisogna dirlo. Non si è potuto proporre mai in attacco, ma in difesa è stato molto attento, e ad un certo punto se lo siamo ritrovati anche a sinistra la duttilità di Di Lorenzo. Terzino del Napoli, Di Lorenzo, Malquit a destra e Di Lorenzo a sinistra. Andrà a finire così. Ditemi voi nei commenti se De Laurentiis non sta pensando proprio a questo. Bonucci, alla fine sia Bonucci che Chiellini hanno fatto dei buoni interventi a spazzare l'aria, però comunque loro sono entrati, ragazzi, quindi i centrali non benissimo, però alla fine Bonucci segna quel rigore e bisogna riconoscerglielo perché comunque ci vuole freddezza. Chiellini, Siparietto, comunque mentiroso, alla fine l'esperienza l'ha fatta contare. Emerson nel primo tempo non male, ci sono stati un paio di 1-2 con Insigne, dove Insigne l'ha lanciato anche in profondità, in un'occasione dove si è trovato praticamente al centro, avrebbe dovuto servire Chiesa, è stato un po' egoista, è andato fino in fondo, gli hanno tirato via la palla, però Emerson non malissimo, dopodiché entrerà Toloi che si metterà qua e Di Lorenzo andrà dall'altra parte. Jorginho, partita di grande sacrificio da parte di Jorginho, non ha potuto praticamente impostare mai perché l'Italia volutamente lanciava il pallone, e quindi abbiamo visto fare tutto questo movimento
ad accompagnare difensori e centrocampisti per schermare, e doveva anche indicare dove non può arrivare. Jorginho indica, e questa è stata la sua partita. Dopodiché quel rigore, ragazzi, mamma mia. Si meriti il pallone d'oro, lo sai? Bene, se l'Italia vince l'Europeo, Jorginho deve avere il pallone d'oro, perché vinci la Champions League, vinci l'Europeo, sei giocatore protagonista, sei straordinario, lo devi vincere, lo devi dedicare anche ai tifosi del Napoli, lo sai? Lo sai, penso che lo sai. Verratti così e così, idem Barella, non mi sono piaciuti, non hanno fatto grande filtro. Barella ha avuto anche un'occasione, era in un fuorigioco, ma io ci ho scritto tutto, ma perché dovrei improvvisare? Al terzo minuto il fuorigioco di Barella, dopodiché al nono minuto la chiusura di Jorginho, dopodiché al 14esimo Torres, l'errore di Barella. Quindi Barella non mi è piaciuto tantissimo. L'1-2 tra Emerson e Insigne al 20esimo ci è piaciuto, un tiro di Olmo parato al 24esimo, male Emerson Palmieri al 36esimo, al 44esimo Emerson però prende una traversa clamorosa, ancora ispirato da Insigne, che secondo me ha fatto una grande partita. Quindi arriviamo agli uomini d'attacco. Immobile non l'ha vista quasi mai, devo dire la verità, non ha avuto grandi occasioni, l'hanno lanciato sempre male, però ragazzi il gol di Chiesa viene da Donnarumma, che serve qualcuno, credo fosse Emerson, non lo so. Questo qualcuno serve immediatamente Insigne, ed è stato velocissimo il pensiero di Insigne, che di esterno lancia Immobile in profondità, Immobile attacca, di conseguenza manda in confusione i difensori della Spagna, e Chiesa è bravissimo ad intuire la palla vagante, la recupera, indovinate come segna col tiro a giro. Si fanno le cose di Insigne, si fanno tutte le cose di Insigne, perché è l'unico modo di segnare. L'Italia è il tiro a giro. Dopodiché ci saranno un po' di sostituzioni, entrerà Barella, viene pure spostato da questa parte, ma anche Locatelli resterà poi alla sinistra, Pessina, entrerà Berardi al posto di Immobile, con Insigne che va a fare la prima punta, con Chiesa da questa parte. Ma abbiamo visto una fase difensiva, e qui io mi rivolgo ai tifosi del Napoli, lo sappiamo che con il 4-3-3 la fase difensiva che faceva il Napoli con Gattuso era questa qui, con le mezze ali che andavano in primo pressing insieme all'attaccante. L'Italia no, nel primo tempo lo faceva Insigne qua, lo faceva Chiesa, però Chiesa rimaneva un pochino più indietro. Rimettiamo tutte le cose come stanno, perché non sto capendo niente. Chiesa rimaneva qui, molto basso, Immobile qui, ed Insigne era quasi così, il primo pressing dell'Italia, e non ci abbiamo capito niente. Dopodiché nel secondo tempo cosa è successo? Siamo passati anche con l'ingresso di Belotti al posto di Insigne, Berardi da questa parte, Chiesa da questa parte, dopodiché Pessina finisce quasi trequartista qui per gli inserimenti, con Jorginho e Locatelli in questa zona, e infatti prendiamo pure una brutta imbucata. A un certo punto Jorginho non riesce a prendere l'avversario, quindi con un vero e proprio 4-2-3-1. Però con il 4-2-3-1 noi sappiamo che il sottopunto, almeno lo sappiamo nell'idea di Gattuso, per questo io non vedo l'ora di vedere il 4-2-3-1 di Spalletti, perché potrebbe essere diversissimo. Non è così, perché di solito io sono abituato al 4-2-3-1 che difende 4-4-2, ma Pessina non era vicino a Belotti, Pessina era proprio qui, Berardi era proprio qui, Chiesa era proprio qui. Dopodiché entrerà pure Bernardeschi, che farà la stessa cosa, ma molto spesso rimaneva schiacciato per aiutare anche Di Lorenzo. Dopodiché ragazzi è tutta questione di nervi, di resistere. Vediamo Di Lorenzo che salva, Di Lorenzo ha salvato tante cose, Chiesa parato, Chiesa il gol, poi Oyarzabal si è mangiato un gol fuori tremendo, dopodiché è Berardi che si mangia il gol, ragazzi, gol sbagliato, gol subito, tira Moscio e Morata fa l'1-1, Chiellini la salva con la mano ma pare fosse regolare. Dopodiché punizione per loro, Jorginho chiude tutto al 101esimo e Berardi in fuorigioco l'azione finale. Dopodiché i rigori, come sapete, è una lotteria e quindi è inutile proprio parlarne, però la tirata d'orecchie a Mancini resta, perché adesso io voglio vedere una finale dove ce la giochiamo. È chiaro, uno è arrivato alla finale, se incontriamo l'Inghilterra secondo me un pochino di quella paura, di quella strizza, perché oggi abbiamo dimostrato di avere un pochino paura della Spagna, non siamo stati molto aggressivi come di solito eravamo nel recupero palla in avanti, abbiamo avuto paura del palleggio e che ci prendessero in imbucata. Ci sta tutta, perché questo è un gruppo fresco, è un gruppo che non ha non in tutti i giocatori si è vinto tanto, e quindi
È arrivata la partita tosta, ci siamo messi un pochino paura, ce la siamo messi alle spalle, siamo in finale, la soddisfazione è tanta a questo punto, sarà tutto cuore oltre l'ostacolo e vediamo chi dovremo affrontare, se la Danimarca o l'Inghilterra. Entrambe sono temibili, ovviamente l'Inghilterra ha delle individualità importanti, la Danimarca invece fa tutto gruppo, pare che vogliano vincere per Eriksen, noi dobbiamo vincere per Spinazzola, che vogliamo fare? Bellissima l'immagine di Insigne con la maglia di Spinazzola, è un gruppo unito, è un gruppo che sentite le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram, è un gruppo che va avanti e si stanno togliendo delle grandi soddisfazioni. Se riusciamo a vincere questo europeo, se uno fa il paio, l'amico Guido Gentile me lo ricorda ogni volta che ci sono poi degli scandali in Italia, 2006, anche nell'82, tutto sotto al tappeto perché vinciamo l'europeo. Potrebbe essere l'anno buono proprio per questo motivo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per averlo visto tutto quanto. Se l'avete visto tutto quanto, sottoscrivete. Il pallone d'oro è italo-brasiliano. Vai. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.